E venendo al libro non poteva mancare, anzi come BCC Veneta abbiamo accolto quello che era una tradizione prima della Cassa Rurale di Piero di Sacco e poi di Banca Patavina, e sono almeno 30 anni che ogni anno facciamo un volume che per, diciamo, valorizzare, far conoscere i nostri territori sotto l'aspetto sociale, sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto paesaggistico. Abbiamo una collezione di libri che, diciamo, scandagliano proprio il nostro territorio. Penso che non ci sia un territorio che abbia una ricchezza di, questo ovviamente è grazie anche a questi due signori che sono gli autori del libro, assieme a Toni Grossi, a Gianni Benettello, che ringrazio, a Matteo Danesin che è il fotografo, no? Ecco, che hanno dato vita proprio anche negli anni a questi direi preziosi, importanti libri. E quello di quest'anno ho voluto toccare delle caratteristiche, delle particolarità, delle chicche di vari territori che compongono il Veneto, soprattutto nel territorio di competenza della nostra banca, territorio che va da Chioggia a Lago di Garda, che va da Trentino, praticamente da Rovereto fino a Mantova, dall'altra parte, toccando e guardando, diciamo, all'interno di una ventina di realtà territoriali, scoprendo anche che pur in località diverse ci sono delle similitudini, ci sono delle cose che li uniscono. Questo è importante perché noi oggi siamo impegnati a fare che cosa? A creare un'aggregazione tra territori veronese, vicentino, padovano, clodiense, no, ecco, ma anche attraverso questo strumento si crea aggregazione, si crea conoscenza, si crea soprattutto interesse e voglia di andare a visitare, di andare a vedere. I veronesi andranno a Chioggia e i chioggioti andranno a Verona, andranno a Vicenza, andranno a Brianza. Ieri sera abbiamo presentato questo libro ad Este, perché Este è uno dei territori toccati. Oggi siamo a Chioggia perché Chioggia anche ha un accenno interessante sul libro. Domani sera saremo a Bassano e poi la prossima settimana a Borghetto sul Mincio. Sono cose interessanti, è un libro da guardare perché le foto di Matteo Danesin sono eccezionali come sempre, no? Ma anche e soprattutto da leggere, quindi l'invito è quello, portatevelo a casa, ma prendete il tempo. Allora senz'altro i nostri autori vi creeranno proprio, sapranno stimolare il desiderio proprio di andare a vedere, a leggere quello che diranno. Ecco, quindi grazie per essere qui. La banca c'è, vuole esserci, noi ce la vediamo tutta con grande impegno ma anche umiltà, per cui siamo anche molto sensibili anche alle vostre critiche che sono e saranno comunque sempre senz'altro accettate costruttivamente. Quindi grazie di nuovo di essere qui e lascio la parola a chi. Sì, buonasera a tutti. Devo dire che questo libro l'ho fatto con particolare piacere perché soddisfava un mio desiderio professionale di lunga data. Allora premetto che sapete c'è un aneddoto sui giornalisti che dice che fare giornalista è sempre meglio che lavorare. E allora io affascinato, da giovane a ventenne, affascinato da questa prospettiva, mi ci sono tuffato e ho avuto l'avventura nel mio lavoro di girare davvero il mondo, trovandomi anche in contesti, in situazioni storici, diciamo. Però ricordo sempre un detto di uno dei miei primissimi direttori che diceva che c'è un mondo da scoprire anche vicino a casa, anche dietro casa, e questo libro risponde esattamente a questo stimolo, diciamo, no? Perché ho avuto modo, sia pure
troppo poco, ecco, di sperimentarlo a volte, soprattutto d'estate le notizie scarseggiano, allora vai in giro a cercare curiosità. Ricordo un paesino del Trevigiano dove allora non c'erano i navigatori, io mi ero un po' perso, vedo un signore anziano e gli chiedo dove era quel dato posto. Venga con me che so devo andare a... E allora lo faccio salire, mi dà un passaggio, mi fa fare un giro, madonna, alla fine mi trovo a casa sua, si era fatto portare a casa. Però molto gentilmente non mi ha mollato, se venga dentro. E allora rompola il pan biscotto eccetera eccetera, e chiacchierando è venuta fuori una storia che questo mi ha raccontato di questo paesino, che veramente è venuto fuori un articolo molto di presa. Ecco, quindi questo libro vuole rispondere a queste cose. Premetto, non è una guida turistica, non è un libro di storia, è un libro di emozioni, vorrei dire, cioè abbiamo individuato alcune località e andando in questi posti di cogliere delle storie che magari poco conosciute, che vanno dietro i luoghi comuni che abbiamo. A Bassano c'è il luogo del ponte, no? Per esempio. Ecco, delle cose un po' alternative. Per esempio c'è Rivamonte a Gordino, che è stato all'inizio del Novecento una vicenda di uno dei più clamorosi, più duri scioperi d'Italia, di minatori, andato avanti più di un mese. Oppure Marostica, per dirvi, Marostica mi ha dato uno spunto di grande attualità, in un momento in cui purtroppo i leader si scatenano a fare guerre sempre inutili, sempre dannose, sempre che non risolvono i problemi. Marostica, la famosissima partita a scacchi che tutti conosciamo, nasce proprio dall'idea del signore del luogo che aveva una figlia con due contendenti, i quali minacciavano di sbudellarsi tra di loro, e naturalmente dopo quello che sarebbe morto avrebbe scatenato le faide, no? Allora lui si inventa in alternativa la partita a scacchi, e chi vincerà quella partita avrà in sposa la figlia. Ma lui già pensava che dopo magari quello che perde e se cassa di brutto, per dirla in inglese, no? E allora gli riserva la cognata. Quindi, ecco, sono storie che, diceva giustamente il Presidente prima, pur località diverse hanno delle cose in comune. Viene fuori in comune, in filigrana, quello spirito del Veneto, che è uno spirito... Veneto ha 3.000 anni di storia. Voglio fare il nazionalista, ma insomma, quando Roma era ancora un borgo, un villaggetto delle campagne, qui avevamo Padova, Este, Adria, cioè dei luoghi di assoluta eccellenza. Viene fuori questo spirito del Veneto tradotto in un modo di dire caratteristico, Minovauro combatta, no? Che fare guerra è sempre sbagliato, non risolve le cose, mettemmosi qua e vedemmo nel combinarsi questo spirito di gruppo, di solidarietà, che ha dato vita, tra l'altro, come ricordava il Presidente, a questa straordinaria fioritura di casse rurali. Pensate che Wallenburg, che ha citato il Presidente, era un ebreo ed era uno che aveva soldi, insomma. Ma le casse rurali cattoliche nascono dall'iniziativa del cappellano di Gambarare di Mira. Io vi invito, se andate lungo la riviera, ad andare a Gambarare, no? Probabilmente trovate un cartello in piazza, attenzione, a 100 metri, fine del mondo, ma da questa piccolissima realtà è fiorita proprio questa esplosione. Ecco, per dire, viene fuori questo Veneto che sa costruire e che sa anche ironizzare, sa ridere anche su se stesso. Due parole, allora ci sono appunto, ho scelto questa ventina di località. Devo dire che le foto che ha fatto Matteo non sono il corredo del libro, sono una parte integrante. Io nel mio lavoro ho trovato veramente grandi fotografi e una foto fatta bene vale un articolo di 100 righe. Io invidio tantissimi fotografi perché sanno sintetizzare nell'immagine interi messaggi, e qui troverete veramente degli spunti che si sta lì a guardare la foto e questa foto parla. E poi questi posti che tutti hanno una storia,
anche la località più piccola, più remota, ha un suo DNA adesso purtroppo le tradizioni, lo spirito si sta perdendo, no? E c'è un bellissimo detto veneto, piuttosto che perdere una tradizione, è meglio che produce un paese. E allora ecco, cercare di salvare queste tradizioni, di tramandarle, di farle vivere, credo che sia un compito, con molta modestia, un compito importante per continuare a credere in un certo Veneto che non si appiattisca in questa globalizzazione che ci appiattisce, che ci livella tutti, no? E cosa che abbiamo particolarmente bisogno in questo momento, un momento certamente non facile che tutti stiamo vivendo, ma anche qui abbiamo storie, figure del Veneto che ci ricordano un'alternativa possibile. Per esempio quest'anno abbiamo ricordato i 700 anni di Marco Polo, che è stato sì un grandissimo mercante, ma ancora di più è stato un grandissimo viaggiatore. Quello che lui ci racconta del milione è veramente, apre un mondo, ed è stato un libro tra l'altro che ha avuto successo immediato, con Marco Polo ancora in vita. Due parole su Chioggia, giustamente, perché siamo qui, no? Allora, in Veneto c'è un po' una passione, diciamo così, di appiccicarsi in 4/4 di nobiltà come Roma aveva Enea, e noi così abbiamo voluto la nostra versione delle tradizioni delle radici troiane, no? E quindi il principale Antenore, che pare la leggenda dice è sbarcato qua vicino, poi ha fondato Patavio, no? Ma una serie di alcune località si vantano di avere come padrini alcuni suoi luogotenenti che a dare credito, che c'è da pensare che un tenore viaggiava su un transatlantico, non su una barchetta da quanti chili erano. Allora Chioggia si iscrive a questo, un certo Clodio, no? Sempre del gruppo di Tenore, ma in realtà invece ha un centro, una città che ha radici molto più antica, addirittura intorno al 2000 a.C., quindi stiamo parlando ormai di 4.000 anni di storia, e probabilmente da pelasgi che venivano dalla Tessaglia, un posto che si chiamava Clusa. È una località che già in epoca romana, parla Plinio il Vecchio, acquista un rilievo molto importante, un grosso scalo commerciale, che lungo questo collegamento che andava dalla Ravenna ad Aquileia, allora l'Adriatico era il mare, uno dei mari certamente più importanti, ma si distingueva per una risorsa particolare chiamata oro bianco, il sale, no? In un momento in cui non c'era l'industria del freddo, il sale serviva per conservare i cibi, per dare sapore, e difatti la potenza della Serenissima decolla proprio a partire dal sale. Venezia è stata fondata da 4 profughi scappati nelle isole della laguna dove non c'era niente se non il sale. Ecco, Chioggia aveva questa fortuna, addirittura c'è nell'arco delle lagune una 70ina di saline che però, essendo una risorsa, scatenano anche molte guerre, molti contrasti, soprattutto tra Padova, gli estensi di Ferrara, Bologna, e Chioggia verrà rasa al suolo 2 volte, tra l'altro, nei secoli bui, quelli delle invasioni barbariche, prima dai Franchi, poi dagli Ungari. Ma poi già nel XIII secolo diventa il principale, pensate, il polo principale di movimento del sale del Mediterraneo, quindi ha un'importanza veramente fondamentale, tanto da scatenare un violentissimo conflitto con Genova, altra potenza marittima, che a fine 1379 arriva qui alle porte di Chioggia le navi genovesi, riescono addirittura a conquistare Chioggia, poi Venezia riuscirà a prevalere, e arriva la pace di Torino, e questo evento è ricordato, come voi sapete molto meglio di me ogni anno, dal palio della Marcidiana, delle 5 contrade. Marcidiana era il nome di una nave di Chioggia che è adibita appunto al commercio del sale. L'assalto di Genova avviene tra l'altro durante una fiera a Ferragosto,
a cui si aggancia appunto il padre della Marsigliana, con un bottino ingente, 200.000 ducati, era una cifra favolosa. Chiudo ricordando anche che ho già avuto dei personaggi eccellenti, per esempio Cristoforo Saladino del Moretto, ingegnere idraulico, che è diventato proto della Serenissima, che è la figura più importante nella gestione delle acque. Oppure una persona un nome che pochi conoscono, Niccolò De Conti, una specie di Marco Polo in versione lodiense. Era un mercante originario di Chioggia, insediato a Damasco, e che fa una serie di viaggi in tutto l'Oriente. E poi ovviamente non si può non citare Carlo Goldoni. Ecco, Goldoni che è arrivato giovanissimo, aveva 21 anni e frequentava di malavoglia la cancelleria penale, e è stato qua solo un paio di mesi a Palazzo Poli, davanti alla chiesa di San Francesco. È quello che ha scritto le famosissime Baruffe Chiozzotte, che devo dire poi non sono un'esclusività negativa di Chioggia, anche simpatica di Chioggia, sono un po' proprio di tutto il Veneto, no? Se una critica che è fatta al Veneto è quella del baruffare tra campanili e non fare mai squadra. Ecco, quindi in realtà Goldoni avrebbe voluto dire le baruffe venete, e comunque con le baruffe Chiozzotte li ha resi celebri in tutto il mondo, e quindi facciamo un bel applauso a Carlo Goldoni. Grazie. Buonasera, io ho il compito di raccontare un po' come abbiamo costruito il libro, e devo partire dal titolo. L'abbiamo intitolato Luoghi e Memorie, non luoghi della memoria, ma luoghi e memorie del Veneto, e ovviamente il sottotitolo dal Garda all'Adriatico, perché i paesi sono presi in considerazione, i centri abitati che sono nel libro vanno appunto dal lago di Garda, dalla Cesine, è stato ricordato poi anche Borghetto, fino a Chioggia, quindi fino all'affaccio sull'Adriatico. Volevamo intitolarlo Borghi, e devo dire che questa proposta io l'ho un po' osteggiata, ma non perché sia un cultore di qualcosa di particolare, perché Borghi è un termine che non appartiene alla nostra lingua. Se voi cercate nei dizionari geografici quanti borghi ci sono nel Veneto, credo ne troviate forse 2 o 3. Uno è Borgo Veneto, che è nato qualche anno fa dall'aggregazione di una serie di comuni che stanno attorno a Este, a sud di Este. Un altro è Borgo Valsugana, e un altro è Borgo Valbelluna. Borgo Valbelluna, anche quello nato qualche anno fa dalla fusione di vari comuni. Poi c'è una località particolare dalle parti di Montagnana, ma è un gruppo di case al di fuori delle porte, che si chiama Borgo San Marco. Perché questo termine? Perché ho detto lasciamo stare Borgo? Perché Borgo, anche se è una parola ormai frequente sia nella televisione ma anche nei giornali, è un termine che sta a indicare qualcosa che sta al di fuori delle città, che sta al di fuori dell'estremità, che non ha un campanile. Noi siamo il Veneto, siamo il paese dei campanili, come minimo sono circa 3.000. Pensate che solo Padova, solo la provincia di Padova, stando a un dato del 1623, aveva oltre 500 campanili solo nella provincia, senza contare la città, dice questo storico che fornisce questo dato. Mentre invece, e quindi se voi considerate poi anche tutti gli altri centri, capite che i campanili sono molti. E il nome, il modo, la parola, il termine che si usava per indicare questi aggregati era villa, che è l'abbreviazione di villaggio. Oggi noi quando parliamo di villa immaginiamo i grandi palazzi della nobiltà veneziana, padovana, sparsi in giro per la campagna veneta, ma in realtà villa è proprio il termine che sta a indicare il villaggio. La villa o addirittura alcune località si chiamano villa di Teolo, villa Estense, sono tutti termini che appartengono alla nostra realtà veneta. E allora, partendo da questa considerazione, da come poi anche sono cambiati i comuni, pensate che noi abbiamo in Veneto a circa 600 comuni, poco meno di 600 comuni, ma nascono all'inizio dell'Ottocento, quando viene ridisegnata la geografia amministrativa del Veneto,
attraverso soprattutto ai rilevamenti che vengono fatti in età napoleonica tra 1808 e 1811, e lì si decide di aggregare tante località, nominando un capoluogo e naturalmente facendo arrabbiare tutte quelle che diventano le cosiddette frazioni, perché ciascuno voleva predominare. Quindi questo non avviene, ci sono questi circa 600 comuni che sono praticamente quello che è la realtà veneta. Nel libro però abbiamo fatto un'altra operazione, abbiamo detto quali sono gli elementi particolari che connotano la nostra regione. La regione, che stando ai geografi era quella morfologicamente più varia, più ricca di tutta la penisola. Noi abbiamo le Dolomiti, abbiamo l'Adriatico, abbiamo i laghi, le colline. Ebbene, non c'è nessun'altra regione dell'Italia con tutte queste caratteristiche. E ci siamo chiesti, è vero, fino al secondo dopoguerra il Veneto era terra di emigrazione, lo è stato fino agli anni 60, quindi fino a 50 anni fa, 60 anni fa, le persone se ne andavano dal Veneto, andavano o nel triangolo industriale di Milano, Torino, Genova, oppure andavano all'estero. Ma in passato cosa c'erano? Quali erano le caratteristiche che hanno segnato la storia e anche l'economia del Veneto? E quindi abbiamo diviso in 5 sezioni questo libro, e poi abbiamo cercato di mettere assieme in ciascuna di queste sezioni le località che hanno delle affinità comuni, che hanno degli elementi comuni. E la prima sezione è dedicata alle risorse. È stato ricordato il sale, questo oro bianco che ha fatto la fortuna di Chioggia, se non altro fino alla fine del 300. Io vi ricordo un episodio, c'è un cronista che si chiama Daniele di Chinazzo che racconta la cronaca di questa guerra combattuta tra genovesi e veneziani qua in laguna. I genovesi a un certo punto occupano il monastero di Brondolo, monastero di Santissima Trinità o di San Michele, detto anche di Brondolo. Naturalmente i monaci se ne erano andati, si erano rifugiati a Padova in una casa che avevano vicino al Duomo di Padova, e c'è un'azione di una specie di bombardamento al campanile, c'è un pezzo del campanile che crolla, cade in testa al comandante genovese che si chiama Doria e lo fa secco sul posto. C'è il problema di come riportarlo a Genova, era un nobile, non si poteva seppellire a Chioggia. E cos'è che si fa? Si prende un vetturo, quei cassoni di legno che una volta servivano per i maiali, lo si mette dentro e lo si ricopre interamente di sale, come un mastro, scrive questo cronista, questo Daniele da Chinazzo. Quindi in questa maniera era assicurato il trasporto del cadavere fino a Genova, anche se doveva essere piuttosto lungo, sarebbe arrivato comunque integro. Quindi il sale sicuramente è una delle risorse che noi abbiamo avuto. È stato ricordato, Venezia ha usato il sale come arma politica, come arma anche di guerra. Quando c'erano dei contrasti, la prima cosa che si faceva era quella di sospendere la fornitura di sale. E se noi pensiamo a quanto è importante, oggi magari no, perché ci sono i frigoriferi, ci sono 100.000 altri strumenti per conservare il cibo, ma fino alla seconda guerra mondiale il sale era il principale conservante, era lo strumento che serviva l'alimento che serviva per conservare il pesce, ma per conservare anche altri generi. E quindi questa risorsa, questa ricchezza veramente è stata usata, ripeto, dai veneziani proprio come arma. Nel momento in cui i veneziani non hanno più avuto la disponibilità del sale di Chioggia, sono andati a comprarlo in giro per il Mediterraneo, ma l'hanno sempre usato come strumento. Jacopo Sansovino, questo grande architetto che arriva, si rifugia a Venezia dopo il sacco di Roma nel 1524, se non ricordo male, o 27, comunque all'inizio del 500, arriva a Venezia, lui sa fare l'architetto, ma una delle cose a cui aspira è di diventare responsabile dell'ufficio che si occupava del sale, perché era il posto meglio stipendiato di Venezia. Quindi a lui interessava più fare probabilmente l'amministratore dell'ufficio del sale anziché fare progetti. Poi ci ha lasciato la biblioteca Marciana e tante altre opere qui a Venezia, però ecco, questo era il suo intento. E parlando sempre di risorse, rimanendo legati anche a questa città, voi avete sotto i piedi una serie di marmi
Se vi chiedo da dove provengono questi marmi, qualcuno sicuramente me lo saprà dire, ma quel rosso è il marmo rosso che viene da Verona, o da meglio da San Giorgio di Valpolicella. Una delle risorse che il Veneto, sul quale il Veneto ha potuto contare, è proprio questa disponibilità anche di pietra. Dalla pietra di Belluno, della pietra bianca che somiglia molto alla pietra d'Istria, ma non ha quel candore della pietra d'Istria, passando attraverso appunto le cave del Veronese. A Verona si estraeva addirittura